scusami. Era 101? Ettore Conti, Tito Livio, c'è già stata l'unica nei gironi insieme a Vittorini, Feltrinelli. Qualcosa è cambiato. Il Tito Livio, che è una storica del torneo, ha perso alcuni dei suoi protagonisti, ma la nuova gestione può dare aria fresca. Il Conti è favorito e ha tanta fame. Al Villa Stadium è tutto pronto per Ettore Conti, Tito Livio da Gabriele Dattoli e Marcello Brescia. Leggiamo delle formazioni partendo dall'Ettore Conti che schiera un 4-2-3-1, timpano tra i pali, Petruzzelli, Renelli, Bisog, Mai per la difesa, Valeri e Pitrelli, il centrocampo Galantucci, Intini, Zanardini, dietro all'unica punta, l'uomo da osservare, Gorla. Invece risponde il Tito Livio con un 4-3-3, con tanto di trequartista, Gorski tra i pali, Russo, Pasqua, Bevilacqua, Di Maio, i difensori, Veneruso, Paoli, dietro a Cuda, il trequartista che farà la rifinizione alle spalle di Rivellino, Pettinari e Livai. È iniziata. Tito Livio, Ettore Conti, primo pallone per il Tito Livio. Perde subito il pallone, Pitrelli. Palla passa, poi subito imbucata e arriva l'1-0 dell'Ettore Conti. Devo dire che oggi entrambe le partite ci hanno riservato fin da subito degli avvii belli scoppiettanti, difesa del Tito Livio fin troppo impreparata. Il gol lo ha segnato Zambelli, credo che non doveva essere dei titolari. Non riesco a Ettore Conti, ma c'è Pitrelli che apre dalle parti di Bisog. Si muove Gorla dentro, sul secondo palo Intini, invece scelto Zambelli. Zona cross, finta. Poi va in porta Zambelli, chiuso lo specchio e arriva anche il destro all'angolino di Zanardini, 2-0 Ettore Conti. Ettore Conti che raccoglie gli inevitabili frutti della propria superiorità. In questo momento il Tito Livio sembra davvero impotente. Azione costruita bene con Pitrelli che alza la testa, trova il terzino, imbucata, cross e poi sulla seconda palla va forte Zanardini, palla all'angolino. Ettore Conti in totale padronanza di questa partita. Esce incontro Zanardini, qui la perde Cuda in agguato, doppio passo, va via Elia Cuda, poi prolunga dove sta arrivando Rivellino, area di rigore, Rivellino aspetta troppo, poi calcia o crossa. Fatto sta che la palla finisce sul fondo. Che alza il pallone quel tanto che basta per renderlo giocabile da Zambelli. Cercato Gorla, ancora una volta il controllo è giusto, poi aggiusta con la suola. Sempre Suola, si gira, Pitrelli di prima. Poi Intini, forse con un braccio, non secondo l'arbitro. Intini in porta. Gorski si distende, calcio d'angolo. Prima mette giù, poi regge l'urto, poi si gira, zona cross. Vediamo se invece va in dribbling. È così, ancora Gorla. Lascia Zambelli, che va in porta più o meno, perché diventa un assist. Zanardini ha messo giù un pallone complicatissimo. Poi va giù in area di rigore. Non c'è nulla secondo Guella. Mi è sembrato fallonetto. Anche secondo me. Controllo prolungato. Ma poi ha deciso non è calcio di rigore. Secondo Guella rimane la decisione di campo. Alla fine Renelli ricomincia da timpano e c'è il fischio di Ernesto Guella. Finisce 2-0 per l'Ettore Conti. Questo primo tempo, dominio totale per gli uomini in maglia blu. È ricominciata Ettore Conti, Tito Livio. Vediamo se il copione sarà lo stesso del primo tempo, ovvero dominio totale per gli uomini di Pappaletta. Poi Intini pizzica, grossa a cercare Gorla, sponda con il petto, Pitrelli deviato, calcio d'angolo. Cross sul secondo palo, ancora una volta troppo lungo. Ecco, se c'è qualcosa dove l'Ettore Conti può migliorare almeno fin qui è il modo in cui battono i calci d'angolo. Infatti diventa più pericoloso il cross semplice di Pitrelli. Sbuca senza trovare la porta, ma trovando un legno. Cercato in profondità Gorla, inseguito. Gorla mette il cross con il mancino per Intini che impatta il pallone ma non trova la porta, alto sopra la traversa. Incomprensibilmente ignorato Paoli su quell'azione, era completamente solo sulla tre quarti. Tanto dall'altra parte c'è Gorla che controlla, poi forse la pizzicano con il braccio. Gorla, primo gol nell'MFC 2025, 3-0 Ettore Conti, Alexei Gorla.
Però sul secondo palo stacca. Penso proprio Zangrillo, appena entrato, il più alto di tutti, la guarda entrare Groschi. Non interviene dopo che la palla ha toccato il palo. 4-0 Ettore Conti. Fa indubbiamente valere i suoi centimetri e la sua presenza fisica, ma il Tito Livio è lentamente sparito dal campo. Adesso ci pensa troppo, ma poi recupera il pallone Aniceto, che poi trova il giusto lancio. Buona sponda di Leotta per Mike, cross sul secondo palo a cercare Zangrillo che lascia scorrere, perché sta arrivando Zanardini. Lì vicino Zangrillo dà uno sguardo alla porta, poi cerca Pitrelli, trovato Mancino, spacca la porta Pitrelli, 5-0. Splendida azione e Pitrelli trova il giusto premio di una partita giocata ad altissimo livello. Ottimo assist di Zangrillo. Mentre qui passa ancora una volta il pallone a cercare Zangrillo, palo che stavolta non aiuta al 6-0 che arriva poco dopo con la rete di Iskra. 6-0. E c'è il triplice fischio di Ernesto Guella. L'Ettore Conti sbanca al Villa Stadium. 6-0 al Tito Livio.